Eccomi qua, ma buongiorno, buongiorno a tutti in diretta da casa mia, amici di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno da Cristina Ruffino, eccoci qua, ci ritroviamo, ma questa volta ci ritroviamo la mattina da mezzogiorno sino a mezzogiorno e 20, dal lunedì al venerdì con Io Compro Siciliano Live. Volevo salutare subito Eliana Chiavetta che mi ha passato il testimone, ma tornerà, quindi io sono pronta per dare vita a questa nostra prima puntata in assoluto. Non nego che sono anche un po' emozionata, perché passare poi dal pomeriggio alla mattina è sicuramente una bella emozione. Allora, io saluto subito Nicolò, che è in regia, saluto anche la nostra Marzia in redazione, la nostra Sonia. Sono pronta per invitare, sono nel backstage, li vedo già, ma li tireremo fuori subito i nostri primi ospiti di questa nostra mattinata insieme e vado immediatamente a presentare Pierpaolo Basile e Salvatore Giordanella dell'azienda agricola Grani del Sud. Buongiorno ragazzi! Buongiorno, buongiorno. Come state? Bene, bene, non ci lamentiamo. Allora, non so se siete emozionati perché questa è la vostra prima puntata in assoluto, perché Sì, siete entrati ufficialmente a far parte di Io Compro Siciliano, del nostro marketplace, quindi adesso avete qualche minuto di tempo per raccontarvi un po' di tutto. Voi siete due imprenditori agricoli che hanno due aziende, ognuno ha la sua, però avete unito le vostre forze e avete creato tra l'altro una terza azienda, che è quella insieme, che si chiama Grani del Sud-Est, perfetto. Allora, raccontatemi un po', intanto come siete conosciuti, come vi siete uniti e come è stata creata la vostra nuova azienda. Allora, ci siamo conosciuti diciamo al di fuori dell'ambito lavorativo. Ok. Poi però andando avanti abbiamo appunto visto che avevamo queste cose in comune, quindi in poche parole entrambi avevamo la passione, sia la mia azienda che poi è un'azienda familiare che è la sua che è altrettanto, avevamo i grani praticamente antichi siciliani e abbiamo deciso di fare qualcosa un po' per valorizzare questi grani e quindi da qui è nato praticamente Grani del Sud-Est. Ecco, Grani del Sud-Est, come mai avete scelto questo nome? Salvatore, raccontami un po'. Anche nel Sud-Est più che altro è nata, come dire, un'idea di mia moglie, di chiamare questo, che è stata lei a curare il marchio dell'azienda e quindi che essendo lei una diplomata in un diploma artistico, ha avuto questa idea e quindi ha chiamato proprio Grani del Sud-Est in modo da riprendere la parte sud-orientale della Sicilia, effettivamente dove noi abbiamo le nostre aziende. Ecco il motivo per cui nasce Grani del Sud-Est. Volevamo aggiungere un'altra cosa, un altro obiettivo della nostra azienda Grani del Sud-Est è anche quello di scoprire quei sapori, quei profumi che si avevano una volta, che non ne conoscevano quando facevano il pane e la pasta fatti in casa, quindi quei sapori di una volta che ormai sono andati quasi perduti, ecco, non del tutto ma quasi perduti. Ecco l'idea, una delle idee su cui basiamo la nostra attività di farina. Ecco. Anche perché voi producete proprio con metodi tradizionali come facevano i nostri nonni e questa secondo me è una cosa bellissima, perché non lasciate perdere, non lasciate disperdere anzi le tradizioni, ma le fate andare avanti come è giusto che sia, no Pierpaolo? Sì, esattamente. Tutto cerchiamo di mantenere il più possibile la tradizione di questi grani e quindi sia dal processo di semina, di raccolta, fino alla molitura appunto che avviene in molino a pietra, per cercare appunto di fare tutto più genuino possibile, diciamo così. Ma mi raccontate l'iter, il percorso che voi seguite dalla raccolta di questi grani, come funziona esattamente? Beh, diciamo l'iter si parte dalla seme dei grani, quindi noi abbiamo dei grani che ogni anno selezioniamo in base alla qualità e quindi facciamo prima una scelta sul campo dell'anno precedente, quindi facciamo il cosiddetto ammannato. Dopodiché poi semiamo l'ammannato e facciamo il raccolto successivo, che avviene con le attrezzature moderne, quindi metitrebbia piuttosto che diciamo la metitrebbia. Dopodiché poi questo grano viene conservato in dei sacconi, giustamente tutto a norma, e dopodiché poi noi consegniamo il grano al mulino che ha diritto sopra della macina della macinazione del grano, che si chiama Simula SRL,
che ha una storia più che decennale nell'ambito delle farine, e dopodiché loro si occupano della macina del grano a pietra e di insacchettare la farina sia in formato sacchetti di carta che di plastica e anche sottovuoto. E questa è una miglioria maggiore, soprattutto nel periodo estivo, quindi tarda primavera e estate, in modo da prevenire l'insorgenza di malattie fungine nella farina e preservare la qualità. Quindi è anche una maggiore conservazione del tempo. Ecco. Ok, a proposito di questo, io so che voi ci avete portato anche un bel video da vedere. Se siete d'accordo lo vediamo insieme. Prego. Andiamo. Grani del Sud-Est, bello, questo video. Potete anche raccontarmi un po' di quali sono i grani esattamente che producete all'interno della vostra azienda? Allora, sono 3 grani, 2 grani duri che sono praticamente un grano, tutte e 3 grani antichi, quindi l'ABD, il Perciasacco, quindi per quanto riguarda i grani duri, e poi abbiamo la Maiorca, quindi il grano tenero, e questi 3 sono i 3 grani, quindi le 3 farine che produciamo e confezioniamo. Quindi 2 più adatti, diciamo, alla panificazione di pasta e biscotti, e uno un po' più adatto sia alla panificazione ma anche ad esempio per i dolci, che appunto è la Maiorca. Ah, ok, che diciamo quello un po' più adatta, no? Per fare le cose un po' più la Maiorca si adatta di più a queste trasformazioni, ecco. Ok, diciamo che la farina Maiorca sostituisce la farina di tipo 00, quindi essendo un grano tenero a basso contenuto di glutine, si adatta più che altro a fare dolci e pizza, ecco, quindi la Maiorca. È un grano antico tenero siciliano. E diciamo, essendo grano antico, fa anche meno male, no? Diciamolo pure, è vero? Ma quello anche del processo di produzione, esatto. Ecco, non mettendo... Con gini, pesticidi, si ha un prodotto di qualità migliore, ecco, sicuramente. Bello, bello, noi siamo sempre a favore della tradizione, quindi mai fare perdere la tradizione. Valorizziamola, sì, e valorizziamo tra l'altro anche questa nostra bella azienda che proprio è entrata a far parte del marketplace di Io Compro Siciliano, Grani del Sud-Est. Come facciamo a trovarvi? Dateci le indicazioni precise in maniera tale da poter acquistare i vostri prodotti. Allora, le 2 aziende sono nei pressi di Palazzo Crede. Come punto vendita al momento abbiamo il punto vendita sulla strada statale Maremonti, quindi l'azienda Antico Cuore Verde, ma stiamo cercando di diffondere anche in altri punti vendita il nostro prodotto, quindi agli ingressi di Palazzo Crede, strada statale 287. Ok, o all'interno del nostro marketplace, quindi mi raccomando, Grani del Sud-Est, acquistiamo questi grani antichi che arrivano da un'azienda produzione, diciamo, come la possiamo chiamare? Tradizionale, no? Lo chiamiamo così, no? Sì. Perfetto. Ecco. Pierpaolo e Salvatore, oggi eravate emozionati o no? Ve la siete cavata benissimo, devo dire. Grazie mille. Grazie, gentilissimo. Io spero di rivedervi molto presto e di assaggiare prestissimo i vostri grani. Grazie, Grani del Sud-Est, Pierpaolo Basile, Salvatore Giordanella, a presto, ciao. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro. E allora, noi siamo in attesa di collegarci con il prossimo ospite, che sarà una donna. Intanto 15 secondi di spot.
15 secondi, eh? Cosa stavo facendo? Stavo cercando di condividere la nostra diretta, ma lo farò in diretta con la prossima ospite che è Sabrina Caruso, che torna a trovarci nel mondo di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno Sabrina Caruso, titolare del laboratorio Arte e Decoro. Ciao Sabrina, bentornata. Buongiorno, Io grazie, sono... buongiorno, io- grazie per l'invito. Grazie a te, io so che tu hai avuto a che fare con insomma, tutti i conduttori possibili, no, di Io Compro Siciliano, io ne Sì, sono un'altra, quindi ci presentiamo oggi per la prima volta. Come stai bene, Sabrina intanto? benissimo, tutto bene, tutto bene. Oggi mi trovo in laboratorio. Ah, beh, ecco, così avrò la possibilità anche di vedere ciò che tu produci. Allora, ricapitolando, per chi si fosse perso le altre puntate, visto che tu sei nel team di Io Compro Siciliano ormai da un po', comunque ricordiamo esattamente di cosa ti occupi, Sabrina, mentre io condivido, eh? Sì, esatto, io sono titolare di un piccolo laboratorio artistico artigianale che è nato qui 3 anni fa a Bronte, in provincia di Catania. Il nostro paese ovviamente è conosciutissimo per il nostro oro verde, il pistacchio, e Sì. io effettivamente, avendo avuto sempre questo amore per il disegno e la decorazione, ho voluto fare un po' altro di diverso, ecco. E Ecco. quindi avevo come sogno sempre la creazione appunto di questo laboratorio che ho aperto 3 anni fa, dopo insomma vari lavori fatti in privato, mi sono creata una famiglia e quindi con mio marito abbiamo deciso insomma di provare, anche perché un laboratorio artistico non è mai facile da far partire. Certo. Esatto, facendo dei Ma prodotti o delle... diciamo Sabrina che è un azzardo, è anche un rischio, no? Però voi avete Sì. deciso di correre questo rischio e alla fine avete fatto bene perché avete creato veramente un bijou, diciamo così, perché sta andando davvero molto bene, no? Quindi a chi è rivolta la vostra clientela? Che tipo di clientela è? Noi ci rivolgiamo un po' a tutti, insomma, perché diciamo, il senso del nostro laboratorio è quello appunto di creare oggetti su commissione in particolar modo, quindi il cliente che viene qui troverà già un lato espositivo dove ci sono presenti dei prodotti del quale si può già acquistare nell'immediato oppure andare su commissione. Un esempio è il particolare, come abbiamo realizzato qualche giorno fa, ho realizzato un piatto che già era qui presente in laboratorio, il cliente l'ha voluto più grande invece dal piatto decorativo in funzionalità orologio. Quindi quello Bello. è il bello della nostra, diciamo, produzione, che tutto ciò che c'è qui dentro lo si può realizzare in 100.000 modi diversi, quindi dal colore alla decorazione e quant'altro, dalla bomboniera all'accessorio per casa. Quindi Anche diciamo che ci perché voi affacciamo un po' a tutti. Anche perché voi appunto vi occupate sia di bomboniere, quindi per cerimonie, per eventi, quindi attenzione perché siccome stiamo ripartendo, un occhio di Esatto. riguardo, mi raccomando, a Arte e Decoro di Bronte, no? Perché questo è il periodo secondo me giusto per iniziare a pianificare, quindi oggettistica per la casa, vasi, anche le bellissime teste di moro, no? Sì, sì, le teste di moro, le pigne che non manchino ovviamente perché è la nostra Certo. tradizione e quindi tutti coloro che sono venuti qui ad acquistare anche le proprie teste di moro, anche su quello abbiamo sempre realizzato decorazioni, colori diversi in base appunto all'ambiente in cui vanno poi a stare. E molti di loro, i nostri committenti, le hanno scelte in tutte le forme possibili che esistono di teste di moro, quindi dal portauova al portastuzzicadenti, al sale e pepe, insomma, in modo che non manchi niente, non manchi Un po', nulla, ecco. un po' di tutto. Mi fai vedere che cosa, qualcosina? Cosa hai preparato? Sì, E poi io parleremo tra come... poco della nuova tecnica, Sabrina, eh? Allora, Ecco, quello che ho qui appunto a fianco a me è quello, perché sennò dovrei spostarmi con la telecamera per ok. farvi vedere. Quindi quello che ho qui accanto a me è appunto questa nuova tecnica che stiamo realizzando, che stiamo promuovendo, si chiama cuerda seca ed Va è bene, una allora tecnica... aspetta. Fermati un Sì. attimo, me ne parli tra poco? No, me ne parli Ok, proprio tra poco, visto che me l'hai anticipata. Noi abbiamo un video anche per te, Sabrina. Lo vediamo perfetto. subito. Vai. Ok.
No, vabbè, io ti devo dire che già mi sono innamorata, Sabrina. Già mi sono innamorata, davvero, quindi davvero una meraviglia. Allora, questo è quello che realizza Sabrina all'interno di Arte e Decoro, ma oggi è con noi perché ci deve presentare una nuova tecnica, che è praticamente una tecnica a rilievo, mi pare di aver capito, no, Sabrina? Mi racconti un Sì, po'? sì, sì, e quindi invece della pittura tradizionale su ceramica, ovviamente che non trapela niente e quindi vetrificata con l'oggetto, questa nuova tecnica che appunto, come dicevo prima, si chiama cuerda seca, ha invece al tatto quel po' di rilievo, quindi è una tecnica a semirilievo. Qui a fianco a me appunto ho dei piatti realizzati che sono solo a livello decorativo ovviamente. Che Ehm, meraviglia! I colori ovviamente sono super accesi perché il nostro stile siciliano non deve Sì. mancare e come appunto puoi vedere, vedi, ha questo effetto, peccato che non puoi toccarlo ovviamente, Eh, al tatto è proprio di rilievo. Viene effettuata con la querda, sarebbe praticamente quel perfilo nero che viene passata appunto col pennello e ok. dopodiché i colori vengono passati invece tramite una pompetta con il colore dentro e quindi andiamo lì proprio nei particolari a riempire tutte le parti da decorare. Il bello di questa tecnica è appunto questo, che si possono realizzare vari oggetti d'arredo. Noi abbiamo in questo caso degli orologi insomma No, vabbè. da appendere in cucina, nelle stanze, quindi per decorare i nostri ambienti. Questa è la tecnica che stiamo utilizzando in questo periodo e quello che abbiamo fatto anche qualche settimana fa, piccole bomboniere per delle comunioni appunto realizzati con questa tecnica. Quindi la tecnica cuerda seca si può utilizzare anche sugli oggetti più piccoli, quindi su ogni tipo Sì, di sì, sì. oggettistica. Sì, 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 anche sui vasi, insomma, si può utilizzare. Ovviamente ci vuole un pochino di manualità in più perché devi aspettare, ci sono degli step di asciugatura in modo che il colore non coli. Però voglio dire, sì, si possono realizzare anche dei pannelli, dei tavoli, delle fasce decorative per i bagni, insomma, a Un largo po' di tutto, spazio diciamo. di fantasia, esatto, sì, sì. Tra l'altro il soggetto può sceglierlo anche il cliente, no? Quindi il cliente, per esempio, vuole un Sì, orologio per la sua cucina, può scegliere il soggetto e tu poi sarai così abile nel esatto, ne creare tutto. faremo un progettino, ovviamente un disegno per rendere l'idea, poi il cliente può scegliere il colore piuttosto un soggetto che un altro e quindi poi al lavoro finito il progetto definitivo verrà realizzato. Ma ti hanno mai chiesto, Sabrina, delle cose un po' strane, un po' particolari? Ti hanno commissionato dei lavori così, che ne so, con degli oggetti strani? No, oggetti proprio stranissimi, no, insomma, sempre tutto sotto forma insomma, tradizionale, ecco. Le decorazioni ovviamente sono le più strampalate, adesso così non me ne viene nessuna, però voglio dire, prima di arrivare insomma, al soggetto definitivo dobbiamo sempre passare sotto vari step, decisioni, controlli, indecisioni, insomma, È vero, combattiamo un po', ecco. altro che, ma il cliente ha sempre ragione, esatto, Sabrina. Ecco, esatto, esatto, il cliente ha Ah, sempre ragione. ok, è difficile questa tecnica più di quella standard? È un po' più No, no, complicata no, non forse. è difficilissima, non è. Io l'ho imparata circa 2 anni e mezzo fa, grazie a dei maestri che hanno fatto un corso qui a Catania. Più o meno chi conosce le basi della ceramica non è difficilissima, basta avere anche un po' di manualità, ovviamente, precisione nei dettagli, non è molto complicata. Perfetto, allora in bocca al lupo per questa tua nuova tecnica che ricordiamo si trova cuerda seca, questa nuova si chiama cuerda seca, che è questa nuova tecnica di decoro all'interno di Arte e Decoro che ricordiamo dove si trova, Sabrina? Si trova a Bronte, in provincia di Catania, e noi ci troviamo in viale Antonio Grassia, sulla strada principale, ecco. Perfetto, e ovviamente anche all'interno del nostro marketplace, quindi Sì, sì, acquistate, acquistate, acquistate. Facciamo andare avanti l'economia siciliana e le nostre eccellenze esatto. siciliane che sono veramente tante. Sabrina, io ti ringrazio tantissimo per essere stata in mia compagnia. Arte e Decoro ci verrà a trovare spesso, però, eh? Sì, grazie, grazie veramente per l'invito.
Grazie, è stata bravissima, in bocca al lupo per tutto, un abbraccio grande. Ciao Sabrina Caruso, ciao. Arrivederci, Grazie. ciao. Ciao. Dunque, questa nostra prima puntata è arrivata così velocemente al termine. Io non so se abbiamo dei contributi, se abbiamo tempo di salutare qualcuno prima dei saluti ufficiali, perché so che ci sono un paio di messaggi o se siamo in ritardo magari li rimanderemo. John Blandi, buongiorno, buon principio di settimana anche a te. Grazie John Blandi, grazie mille. Buongiorno ai nostri ospiti, bentornata Cristina, grazie Marzia, un bacio. Buongiorno a tutti, ciao Angela, buongiorno anche a te, buongiorno anche a Saro che ci sta guardando, non so se dalla Spagna o dalla Sicilia. Buongiorno a tutti, io compro siciliano, un piacere ritrovarti Cristina, un abbraccio, Bucchieri Salvo, anche per me è un piacere ritrovare tutti voi, devo dire la verità perché mi siete mancati. Allora, siamo arrivati al termine, grazie da parte mia per esserci stati, grazie al nostro Nicolò in regia, Marzia e Sonia in redazione, a tutto il team di Io Compro Siciliano e a voi che ovviamente mi avete seguito. Io ritorno domani per Io Compro Siciliano Live, puntuali, vi aspetto a mezzogiorno. Ciao!